Prova. Sì. Sì. Prova. Prova, sì. Fox Legnaro conduce 2-0. Inizio secondo tempo. Penalità per il Legnaro per aver cambiato giocatori, 5 giocatori in campo. È l'ultimo minuto del primo tempo, quindi Legnaro gioca i primi 2 minuti in inferiorità numerica. Cominciata con qualche incertezza sul cronometro, scusate. 2 minuti di penalty per il Legnaro. Conquistato il disco dal Legnaro che tirato dalla distanza, dal centrocampo per perdere un po' di tempo. Siamo a 1 minuto dei 2 penalità, ora manca uno.
Ancora 30 secondi circa di power play. E allora il power play non ha portato a segnature. Disco riconquistato dai Fox che fanno perdere tempo. Ripreso il disco da Cittadella che ancora ha 15 secondi per realizzare il power play. Legnaro in 4 squadre al completo. La difesa di Fox è a scatola, ha riconquistato il disco il Fox, si lotta in balaustra, riparte da dietro, riparte i Fox e ricostruiscono. Cambio linea per i Fox. Costruisce Davide Caron. E difesa di Cittadella stretta, scatola stretta proprio davanti alla porta. Passaggio un po'. Azione molto bella di Mengata davanti porta, non è riuscito a prendere il rimbalzo del disco correttamente, riprende il disco. Cambio portiere per e 16 del secondo tempo, cambio portiere per i Fox. È entrato Tommaso Miozzi al posto di Luca Maritano. Attacco del Cittadella. Da costruire il gioco da porta. Difesa Legnaro a scatola. Entrambe le squadre prediligono questa difesa e non a uomo. Ballan ha ripreso il disco, riparte velocemente, disco per Jacopo, tiro immediato. E subito contropiede del Cittadella in 2 contro 1 e Ballan bloccato il passaggio tra i due davanti al portiere. Si lotta in balaustra, ancora il disco al Cittadella, tentato un passaggio dentro, ripreso il disco dal e cambio linea, entra la terza linea, Diego Saretta, Francesco D'Albello, Mattia, tiro deviato, disco sulle reti e si riparte con un ingaggio senza
lasciato il disco a Matteo Ranzato e subito riconquistato la Cittadella, tiro, no, e rimbalza male il disco sul portiere. Dimezzano, Cittadella dimezza la distanza. E si riparte con le prime linee all'ingaggio, quindi col punteggio di 2-1 per i Fox. Mattia Mengato, giocatore con esperienza di Serie A, bravo. Scambio con Valdagna, Carretta, Giulio Carretta bel tiro e ricomincia a costruire da dietro porta di nuovo Fox. Rece 12 ancora da giocare del secondo tempo. Ingaggio vinto dai Fox in zona d'attacco, riprende Mengato, va in zona tiro, fatto il tiro, riconquista il disco e riprende a costruire da dietro porta. Slap dalla destra del portiere, slap sull'incrocio lato opposto, sull'angolo non coperto dal portiere e segna Davide Carron. 12. Ora è di 3-1 per il Fox. Vinto l'ingaggio da Cittadella, tiro pericoloso, ritorna il disco nell'area del Cittadella che sta costruendo, Fox a scatola, si lotta in balaustra, riapre il gioco al centro, il Cittadella ritorna verso porta per costruire. Conquista il disco Fox, lo hanno riperso, sì, c'è una fase abbastanza inconcludente della partita, perdono disco da una parte e dall'altra, azioni abbastanza lente da parte di Cittadella che mantiene ancora il disco sotto la pressione di Fox. Ancora in attacco Cittadella, riconquista il disco, Mattia Mengato, porta, slalom, non è riuscito, riconquista il disco Cittadella, ma controtreccio e il nostro portiere di Fox blocca. Tommaso Mietti. Ingaggio, zona di difesa dei Fox, vinto, cioè Gambillara, azione rapidissima di contropiede, bloccato da 3 difensori, ritorna il disco indietro, sempre disco ai Fox,
seconda linea dei Fox dentro. Giovanni, Daniele, capitano, gioca il disco, non riesce a tirare al volo Gambillara, peccato, l'azione è molto bella. Di nuovo riconquista il disco Giovanni, Ballan dentro, tiro, finisce sulla rete, l'arbitro ferma il gioco, non c'è stata deviazione, si partirà con ingaggio centrocampo, probabilmente. Disco riconquistato da Giovanni, passaggio rapido al centro, tanta confusione, ritorna il disco dietro porta i Fox e ripartono con Veronese, tiro di Veronese, riconquista il disco dietro a Ballan, prima linea dentro per il Gambillara passa indietro a Giovanni, costruisce il gioco, Cittadella a scatola, vede il bel tiro di Veronese dal centrocampo per bypassare la scapola, si conquista il disco il Cittadella e di nuovo ritorna Gambillara con il disco, passaggio veloce a Ballan, tiro al volo, parato, riconquista il disco per un attimo, Fox di nuovo, riprendono con Veronese, ritorna il disco in balaustra al Cittadella, riconquista il disco Ballan, tiro, doppio tiro, ribattuto Jean, Gambillara, ripreso il disco da Ballan, di nuovo Giovanni, il Fox tiro e il portiere del Cittadella trattiene il disco su rebound di Gambillara. Si riparte con ingaggio in zona d'attacco di vari contrasti sul disco, ancora il disco, ha ripreso il disco il Cittadella, chiusura a scatola, terza box dentro, parata di Gnozzi, riprende il disco Zaretta, riparte su pressione dell'avversario proprio del tutto regolare, avviso ma va bene. Di zona, tre contro 1 il Cittadella, fortunatamente sbaglia, azione del Cittadella molto pericolosa davanti porta, paratona da parte di Mattia Bassan che ha perso la stecca, sta giocando ancora con i pattini, adesso spero ha recuperato la stecca e hanno recuperato tutte le posizioni, momento un po' concitato. Mattia Bassan chiede il cambio, entra Veronese, molta confusione, parte Zaretta, a momenti rebound dal bello ma non è riuscito a segnare,
molta confusione. Con Cittadella sta un po' dominando questa fase. Hanno completato il cambio della linea i Fox, stanno cercando l'occasione per farlo. Dentro sono 2 della prima e 2 della terza. Fermo al gioco si ricompongono le linee correttamente. È una fase molto confusa. Abbastanza impegnativa per i giocatori. È stato un assalto del giocatore. Ha preso il gioco in gadget una difesa dei Fox, riconquistato il disco dai Fox. C'è moltissima pressione, c'è Jean con il disco dietro porta dai Fox. Con Mattia Mengato con passa indietro, passaggio deviato purtroppo, riconquista il disco Cittadella. Pressione del Fox che hanno riconquistato il disco. Perfetto, adesso lo fanno girare. E difesa a scatola di Cittadella. La prima linea del Cittadella dentro. Tiro non bloccato. Riconquista il disco in angolo il Fox. Altro tiro al volo di Davide, che riconquista il disco, lo riporta indietro a Mattia che riparte uno slalom. È stato un fallo segnalato, è rimasto a terra Mattia Mengato e Cittadella toglie il portiere. Sono in 5 dentro con penalità differita finché i Fox non riprendono il disco. Il Cittadella crea 5 uomini in movimento. Ecco, scattano i 2 minuti in questo momento. A 4 minuti dalla fine 2 minuti di penalità per Mattia Mengato. Stanno discutendo l'arbitro e il giocatore dei Fox. Quella richiede l'asciugatura del campo.
ha ripreso il gioco, disco conquistato dai Fox in inferiorità numerica, e grande occasione per i Fox per portarsi sul 4-1, e niente, ricomposte le squadre, Cittadella a quadrato in difesa a triangolo, quelli dei Fox, i ragazzi di Fox. Riconquistato il disco dei Fox, lanciano in fondo per perdere tempo, siamo a 1 minuto e 20, ha ripreso il disco Giulio Carretta, sta facendo girare 2 giocatori del Cittadella e ha perso buoni 15 secondi. Tutto bene, ricomposta la squadra nelle posizioni, starterà un po' come al solito. Posizione meno rischiosa per i contropiedi, tiro del Cittadella, parato il portiere dei Fox, riconquistato il disco il Cittadella, per un attimo l'aveva perso, ancora 30 secondi di si riprende con un ingaggio in qualche modo vinto dal Cittadella, che riprende, tiro al volo, ancora 20 secondi di penalità da scontare per i Fox. Bravissimo Carretta a intercettare il passaggio tra i giocatori del Cittadella, ha riconquistato il disco da parte dei Fox e squadre di nuovo al completo. Bellissima giocata di Veronese, bellissima con 2 giocatori, però poi alla fine purtroppo perde il disco, riparte il Cittadella, ma i Fox hanno tutto il tempo di riprendere la posizione. Conquistato il disco da parte di Fox, Veronese, tiro sbagliato, ripreso il disco dietro porta Davide, con un tiro al volo di Mengato e attaccato dal portiere. Si riparte con ingaggio zona d'attacco dei Fox. Con qualche difficoltà, la pressione dell'avversario, disco dietro porta e costruzione del gioco da parte di Ballan. Un minuto alla fine della partita. Attacco, tiro da centrocampo da parte del Cittadella, ha recuperato il disco e deviato da Mengato davanti porta, che ha preso una gomitata in faccia, ma va a tirare direttamente. Bella azione di solitaria di Mengato, velocissimo, molto agile, tiro da distanza, ricomincia ancora Mattia Mengato, dritto in porta, tiro, parata, 10 secondi alla fine, disco che è finito sopra la rete della porta di Fox. Si riparte, l'ingaggio in zona d'attacco del Cittadella, difesa di 7 secondi alla fine. Disco riconquistato dai Fox in zona d'attacco con Gianni
e finisce la partita con un punteggio di 3-1 per i Fox. Partita abbastanza altalenante, però il dominio da parte di Fox è abbastanza continuo e parte una piccola fase nel secondo tempo in cui hanno subito un po' la pressione ma senza subire gol. Seconda giornata di Serie C finisce allora con 3-1 in favore di Fox. Arrivederci a tutti, alla prossima partita. Giovanni, c'è lo scambio di saluti dalle squadre. Giovanni il capitano, primo dei Fox, e poi tutta la squadra.